Eccoci qua, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, benvenuti in Sala Ronchi, Sandona di Piave, Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, per questo incontro con due dei candidati alla presidenza della Regione del Veneto, che invito il dottor Giovanni Manildo al centro, il presidente di Ambi Veneto, il direttore, che poi illustreranno un po' quelli che sono i progetti e ci racconteranno un po' tante cose che forse non siamo tutti pienamente consapevoli di quanto lavoro c'è dietro le attività, insomma, dei consorzi di bonifica del Veneto, che è una risorsa fondamentale per mantenere il servizio idraulico, che è uno degli elementi principali per l'evoluzione e lo sviluppo di questa meravigliosa regione. Faremo appunto un incontro con due dei candidati alla presidenza. Io intanto ringrazio il dottor Manillo di essere qui con noi, poi ci sarà una sorta di firma di un patto, quindi una sorta di accordo tra i consorzi di bonifica, la regione del Veneto, ovviamente i cittadini, che poi sono coloro che beneficiano poi dei servizi dei consorzi di bonifica. Siamo all'interno di una sala prestigiosa, dicevo Sala Ronchi. Ci sono, come vedete, dei busti, delle lapidi che ci ricordano un po' la storia della bonifica veneta. Su tutti, ovviamente, inaugurato anche di recente, c'è il busto di Silvio Trentin, che è stato un eroe dello Stato, oltre che un visionario e un intellettuale pazzesco. Diciamo che attraverso Silvio Trentin si sviluppa l'idea della bonifica integrale, quindi non solo la bonifica idraulica e fisica, ma anche sociale. Da lì è partito poi un meccanismo. Ci sono stati 20 anni, ovviamente, che conosciamo, dove evidentemente tutte le idee di Trentin sono state poi riprese da colui che all'inizio era anche un amico, che è Serpieri, che è ricordato in una lapide qui all'interno, e poi grandi personaggi come Magello, come Ronchi, Romiati, insomma la storia è lunga, e questo palazzo un po' rimane a presidio, anche un presidio culturale, di ciò che è successo soprattutto negli ultimi 100 anni. Io direi a questo punto di iniziare questo incontro. Abbiamo circa un'ora di tempo, se non sbaglio, quindi poi inviterò appunto i nostri interlocutori a rispettare un po' il tempo, giusto per dare risposta a tutte le domande, che sono circa 6 domande, e poi un invito al voto alla fine. Prima di cominciare c'è però anche un video che è stato preparato, che un po' riassume velocemente quello che è il lavoro che i consorzi di bonifica fanno tutto il giorno in questa grande regione che è il Veneto. Quindi alla regia il compito di mostrarci questo video. Spegniamo le luci e iniziamo il nostro pomeriggio insieme. Il maltempo ha colpito anche la bassa padovana, i maggiori danni tra le aree della Megliadina e il Montagnano. La tempesta perfetta, tempesta secca, tempesta di siccità. Gli strascichi lasciati dal maltempo che si è scagliato sul Polesine nella notte. Anche questa è una delle conseguenze legate alla grave siccità che sta colpendo tutti. Le quantità di pioggia cadute ieri in Lombardia, oggi in Veneto, o meglio, erano eccezionali. Stanno diventando normali perché si alternano periodi di siccità e periodi di precipitazione. Il cambiamento climatico si vedono gli effetti, e i scientifici dicono chiaramente le strade a seguire, e tutti noi abbiamo una responsabilità, tutti, ognuno una piccolina, più grande, una responsabilità morale, e dobbiamo prenderlo sul serio. Credo che è una cosa, per non scherzare, è molto seria.
E lei mi chiede, ma qual è la responsabilità morale? Ognuno ha la sua. I politici hanno la sua, la propria anche. Ognuno ha la propria. No, non sono opinioni sull'aria, sono chiarissime. E poi decida e la storia giudicherà le decisioni. Abbiamo evidentemente riconosciuto la voce di Papa Francesco e c'era anche un'altra voce in uno dei servizi inseriti in questo montaggio, che era quella di Paolo Sottocorona, che è stato un grande amico di Ambi Veneto, molto presente, insomma lo ricordiamo, che era il famoso presentatore del Meteo di La 7, che da poco è scomparso, qui farei anche un applauso per ricordarlo. Grazie. Allora iniziamo con l'intervento introduttivo del direttore di Ambi Veneto, Silvio Parizzi, che invitiamo sul podio. Ecco, iniziamo questo pomeriggio in cui ci saranno tante domande, ma credo davvero anche tante risposte. Grazie a tutti, grazie della vostra partecipazione, ma soprattutto grazie della disponibilità del candidato, l'avvocato Manildo. Io, avvocato, vorrei iniziare la giornata di oggi presentandoli gli 11 presidenti dei consorzi di bonifica che oggi sono qua presenti. Uno è Alex Vantini, a fianco a lei, che è presidente del consorzio veronese, oltre che scusate, presidente dell'Ambi Veneto, dopodiché il presidente Zambon, presidente dell'Alta Pianura Veneta, presidente Taschini, presidente del Delta del Po, Branco, presidente dell'Adige Po, Bertin, presidente dell'Adige Uganeo, poi abbiamo il commissario del Brenta, che siamo in attesa delle votazioni dei rinnovi che ci saranno il prossimo, fra un mesetto, Gerolimetto, presidente del consorzio Piave, Silvano Bugno, presidente del consorzio Bacchiglione, Ferraresso, presidente del consorzio Leb, Zanchin, presidente delle Acque Risorgive e per finire il padrone di casa che ci ospita, Pegoraro, presidente del Veneto Orientale. Quindi come vi stavo dicendo, noi partiamo da una sala importante, ma soprattutto da un territorio importante, che ha dato origine a una bonifica che è stata poi esportata in tutta Italia e possiamo dire anche in alcuni paesi al di fuori dell'Italia. Che piaccia o non piaccia, questa è una realtà storica con cui dobbiamo avere il coraggio anche di portarla come esempio. Io vorrei iniziare da questa diapositiva molto semplice, questa slide, in cui nel territorio della nostra regione possiamo vedere dove operano i consorzi, i singoli consorzi, ognuno ha un territorio, gli 11, tranne il consorzio dell'EB, che essendo un consorzio di secondo grado insiste su consorzi territorialmente già competenti, ma abbiamo una cartina che ci mostra come la nostra regione, il territorio seguito in cui si lavorano i consorzi, ha delle diverse peculiarità. Possiamo vedere una fascia, quella verde e gialla, che è a rischio di allagamento se non ci fosse l'azione dell'uomo. Quindi se noi immaginiamo questo territorio com'era 200-300 anni fa, sicuramente non è quello che oggi noi vediamo al di fuori quando apriamo le nostre finestre. Dopodiché dobbiamo immaginare invece la fascia pedemontana in cui
abbiamo un territorio che oggettivamente fa fatica a trattenere l'acqua, quindi in quel territorio, se non ci fosse un'irrigazione strutturata importante, non potremmo avere quell'agricoltura di qualità che oggi il Veneto rappresenta. Quindi, come vi dicevo, 455.000 ettari di territorio che se non ci fosse l'azione di queste 400 idrovore, che sono quei puntini rossi che sono illustrati, oggettivamente non avrebbe la possibilità di scolare l'acqua. Addirittura di questi 455.000 ettari, 240.000 ettari, che sono quelli più costieri, sono al di sotto del livello del mare. Queste 400 idrovore tutti i giorni, a ogni momento, tengono all'asciutto quello che è il nostro territorio. Considerate che in tutta Italia le idrovore sono 800, quindi potete immaginare l'importanza e il lavoro che tutti i giorni compiono queste attività e questi modo di poter lavorare. Quindi noi possiamo dire che in questi ultimi 2 secoli l'azione dell'uomo ha cercato di portare l'acqua nella zona in cui non c'era e di far defluire velocemente quella che è l'acqua che altrimenti andrebbe a risultare stagnante. Quindi uno potrebbe anche dire: benissimo, siete stati fortunati, voi siete arrivati quando le attività sono finite, adesso dovete solamente mettervi nelle vostre idrovore, schiacciare 2 pulsantini e siamo tutti a posto. Direi proprio di no, perché ci sono dei temi fondamentali, soprattutto 3 grossi temi. Il primo è che queste strutture che sono state costruite nel tempo hanno bisogno di manutenzione e soprattutto anche di adeguamento e ammodernamento. Quindi questo è il primo tema a cui i consorzi sono sicuramente chiamati, ma soprattutto ci sono altri 2 temi importanti, che sono l'impermeabilizzazione dei territori dovuta al consumo del suolo, e questa slide fa vedere come si sia antropizzato e come si sia sviluppato il consumo del suolo, soprattutto in quelle aree in cui vediamo ci sono già dei problemi a sollevare l'acqua e far defluire l'acqua in modo veloce. Oggi il consumo del suolo è un tema che è stato anche un tema recente, dibattuto. Tra tutte le varie eccellenze che la nostra regione ha un primato che non è un'eccellenza, che è appunto il consumo del suolo, siamo i secondi e, come vi dicevo, il 12,86% del territorio è impermeabilizzato, e questo indubbiamente fa sì che quelle strutture che erano state pensate prima che si verificasse questa impermeabilizzazione, questa antropizzazione dell'uomo, indubbiamente spesso non sono più adeguate, anzi abbiamo a che fare con delle criticità importanti, che poi le abbiamo viste anche nel servizio, nel filmato che ci è stato fatto. Quindi a maggior ragione abbiamo detto che oltre all'antropizzazione un altro tema difficile da affrontare è sicuramente il cambiamento climatico. Guardate, non sto qui a parlare di cambiamento climatico perché penso che sia un tema che tutti conosciamo, ma solo una cosa vi voglio dire: è certificato che negli ultimi 20 anni, gli ultimi 30 anni c'è stato un aumento del clima. Su questo ce lo dicono la scienza, ce lo dice l'università, e addirittura oltre all'aumento del clima possiamo dire, e qui prendo le parole del professor Marco Marani, che entro la fine del secolo gli episodi estremi aumenteranno del 30-50%, con punte addirittura dell'80%. Aumenteranno soprattutto gli episodi intensi e circoscritti ad aree ristrette. E questo è un grosso problema, è una grossa criticità che indubbiamente abbiamo, perché abbiamo visto che sempre più non sono più fenomeni straordinari, sono fenomeni purtroppo, viste l'intensità con cui si ripetono, che diventano ordinari purtroppo, sottolineo, ma soprattutto abbiamo degli episodi molto circoscritti con delle precipitazioni al di fuori di quella che è la normalità.
possiamo citare l'esempio di 1000 esempi, ma l'esempio di Bibbione proprio qua vicino, dove in poche ore sono caduti 240 mm d'acqua, che è un quinto della precipitazione che normalmente abbiamo nei nostri territori. Quindi questo è indubbiamente un tema che ci deve far riflettere, perché nasce sempre di più l'esigenza di dare spazio all'acqua. L'acqua, se non gli diamo lo spazio, se lo trova, che poi siano i nostri terreni, che siano i nostri scantinati, che siano le nostre case, questo è un altro tema che dobbiamo assolutamente pensare. Non vi nascondo che su questo tema la Regione Veneto, dopo gli allagamenti del 2010, ha pensato a un piano bacini che è di esempio a tutto il territorio nazionale. 23 bacini, di cui 10 terminati, 3 in corso in corso di definizione, altri che sono in progettazione, che sono pronti per essere cantierati. Sicuramente un'azione che in questi anni ha salvato i grandi centri urbani, perché questo ce lo dobbiamo assolutamente dire, ma allo stesso modo ci dobbiamo dire che necessita effettivamente di portare a termine quella che è l'operazione che è stata progettata. E oggettivamente, oltre a questo, le manutenzioni diventano strategiche all'interno della progettualità che i consorzi e le istituzioni sono chiamate a fare. E anche noi abbiamo promosso insieme alla Regione un piano invasi, identificando circa un centinaio di luoghi in cui potrebbero essere fatti anche dei piccoli medi invasi, che potrebbero essere non certo come quei invasi di laminazione che sono stati fatti a difesa dei grandi centri urbani, ma sicuramente diventano strategici per quello che riguarda la difesa anche del suolo e la difesa dei piccoli centri urbani, ma soprattutto possono essere utilizzati anche in una visione di risolvere le criticità dovute alla siccità. Perché se da una parte abbiamo appena visto, che il cambiamento climatico crea difficoltà ai nostri territori, dall'altra parte crea periodi siccitosi e le temperature stanno mettendo in difficoltà quelle che sono le nostre produzioni agricole tradizionali, che sono di una qualità sicuramente eccezionale. Dal 2000 ad oggi si è registrata una crisi idrica mediamente ogni 3 anni. Noi ci ricordiamo quella del 2003, 2017, 2022, soprattutto, che è stata una di quelle più violente, e garantire l'irrigazione vuol dire dar continuità a quel settore primario che oggi vale, l'agroalimentare del Veneto, 8 miliardi per quelli che sono i conteggi che ci vengono dati e vengono fatti. E guardate bene che questi 8 miliardi derivano da tutti quei territori dove c'è l'irrigazione, dove l'agricoltura può beneficiare dell'irrigazione. Okay? Quindi se abbiamo un territorio che non ha la possibilità di irrigare, sicuramente è molto meno il beneficio economico e il valore che genera. Quindi ok invasi, ma è necessario anche continuare una strategia di efficientamento idrico, necessario sempre di più appunto per quei cambiamenti climatici che abbiamo detto. Qui c'è una cartina in cui facciamo vedere che sul nostro territorio ci sono circa 600.000 ettari irrigati, di cui 200.000 che sono alla zona rossa con irrigazione strutturata, 400.000 ettari con irrigazione di soccorso, quindi vuol dire insomma in modo non strutturato che si utilizzano. Indubbiamente con tutti gli equilibri del caso che bisogna garantire e seguire, sicuramente il percorso di continuare a garantire l'acqua necessaria per l'irrigazione, e vi voglio sottolineare una cosa, non è solo acqua per l'irrigazione, acqua per il settore primario, è acqua per l'ambiente. Quell'acqua che gira nei nostri canali, che oggi viene utilizzata in parte, tutta, ma poi viene
sempre restituita sotto un'altra forma, e va a generare quei servizi ecosistemici che oggi noi possiamo sottolineare garantiscono quel paesaggio e quell'ambiente che abbiamo la fortuna di vedere tutti i giorni. Anche qui c'è uno studio della Regione in cui valuta che i servizi ecosistemici valgano 620 milioni di euro ogni anno, cioè avere il canale vivificato, avere il canale che passa in mezzo al centro urbano, che se non c'è acqua possiamo immaginare quello che troviamo, no? Se non c'è acqua che deriva e che passa, no? Sono situazioni che abbiamo vissuto, dico bene Presidente Bugno, negli anni passati, o anche anzi c'era Ferraresso al tempo come Presidente, quindi sicuramente situazioni che l'acqua che viene gestita dai nostri canali sicuramente va anche a beneficio dei servizi ecosistemici dell'ambiente. Vorrei farvi vedere un brevissimo confronto di due immagini. Questo è il Brenta con il centro urbano di Cittadella il 22 luglio 2021. Vedete, verde, siamo a luglio, però insomma c'è una consistenza verde. Nel 2022, esattamente un anno dopo, questa è la differenza dei due ambienti dell'ambiente. Dove quando c'è acqua abbiamo questo verde importante e questo ritorno di ambiente. Quando non c'è acqua, questo è il risultato. Non solamente hanno difficoltosissimo per quello che riguarda l'agricoltura, ma sicuramente anche per l'ambiente ha avuto le sue criticità. Ho pochissimo tempo perché, come sapete, l'incontro dura poco. Velocissimamente, i 11 consorzi di bonifica svolgono la loro attività dove ci sono 4,3 milioni di abitanti, che è l'89% della popolazione, controlla 1,2 milioni di ettari, che è il 65% della superficie regionale, gestisce oltre 26.000 chilometri di canali. Questo è un dato che ci tengo a sottolineare, gestisce quindi anche con la manutenzione ordinaria 26.000 chilometri di canali, 17.800 di rete mista e scolo, 8.400 reti irrigua, 455.000 ettari sarebbero allagati, così come vi ho fatto vedere nella prima slide, e sono in funzione 400 idrovori. Oltre a questo i consorzi, alcuni in modo particolare, si occupano anche di ricerca e innovazione. Come si gestiscono questi consorzi? Scusate, eccovi qua. Autogoverno, questo è previsto, è viene dalla storia l'autogoverno dei consorzi e poi dopo è stato anche normato in un secondo tempo. Organo di governo eletti dai cittadini, proprietari di immobili e di terreno. L'assemblea è composta da cittadini e rappresentanti istituzionali. Istituzionalmente, oltre ai cittadini eletti all'interno dei propri consorziati, c'è un rappresentante della regione, un rappresentante della provincia interessate e i rappresentanti dei comuni. Alcuni entrano in assemblea, alcuni entrano addirittura in consiglio di amministrazione, così come è giusto che sia. Come si mantengono questi consorzi? Autonomia finanziaria. Oggi ogni consorzio emette dei ruoli ai propri cittadini in base ai piani di classifica, a dei regolamenti, per un totale di 150 milioni di euro. Oggi gli 11 consorzi mettono ruoli per 150 milioni di euro. Ruoli che servono in modo particolare alla gestione dell'ente, alla manutenzione ordinaria, alla progettazione, ma soprattutto, mi sono permesso di inserire un'altra voce, partecipano a un costo dell'energia elettrica di 23 milioni, su 150 milioni quelle famose 400 idrovore, con anche tutti quelli che sono gli impianti, i irrigui e quant'altro. Abbiamo una spesa che è lievitata in modo importante negli anni e che ha portato la spesa energetica a 23 milioni, dove per alcuni consorzi oggettivamente è un dato importante, ma per altri diventa un dato
importantissimo, perché a volte ci troviamo nella condizione di non poter svolgere gli altri servizi tradizionali, perché in alcune zone, in alcuni territori, possiamo immaginare, insomma, quelli dove hanno più difficoltà a far uscire l'acqua, oggettivamente diventa molto 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 difficile andare ad affrontare delle spese di questo genere. Per quello che riguarda invece le risorse pubbliche che riusciamo ad intercettare, che vengono utilizzate soprattutto per la manutenzione straordinaria e nuove opere, è necessario cercare delle linee di finanziamento. Io qua mi sono permesso di raggruppare quelle che sono state le linee principali nel corso degli ultimi 8 anni, dal 2017 al 2025, PNRR, PSRN, PNISSI, c'è anche VAIA che ha portato insomma, parecchie risorse per quello che è l'ammontare totale degli investimenti. Vi assicuro che in giro per l'Italia, quando si parla dei finanziamenti che si è portato a casa il Veneto, non siamo simpatici, ma questo insomma ce ne fa quasi quasi un po' di fierezza, no? Da questo punto di vista non è che ci interessa. Oggettivamente abbiamo fatto nel passato una storia, la parte del leone in tutto questo. Chiaramente noi vorremmo vedere però anche qualcosa da parte della Regione come finanziamento. Guardate, nel corso degli anni questi finanziamenti che la Regione portava ai consorzi legati alla subsidenza, che vabbè, dopo è stato demandata alla legge nazionale, ma oggi siamo senza l'uno e senza l'altro in questo momento. Poi speriamo stiamo facendo una partita e una battaglia per cercare di ripristinare questa cosa, piuttosto che anche l'aiuto sull'energia elettrica, sui costi, sulle spese dell'energia elettrica. Oggettivamente è stato un percorso che nella storia la Regione ci ha dato da mano. Oggi oggettivamente la contribuzione che ci viene data direttamente dalla Regione è scemata nel corso del tempo e oggi si parla di circa 800.000 euro, okay, che vengono distribuiti ai consorzi per questi temi. Detto questo, io vorrei ringraziarvi, come vi dicevo, della vostra partecipazione e della possibilità di avermi dato questo spazio in modo molto breve per illustrare un po' l'attività. E vorrei chiudere con una cosa: guardate, io vengo da un altro territorio, io sono 15 anni che lavoro in Veneto ma non sono di questa regione, e oggettivamente il miracolo economico che il Veneto ha vissuto, che prima l'ho vissuto indirettamente perché ne sentivo parlare essendo in un'altra regione, ma oggi lo vivo direttamente, devo dire che è dovuto sicuramente alle persone che hanno lavorato in questi anni, ma anche a questi politici, alla politica che ha dato una lungimiranza e una progettualità che hanno dato una svolta a quello che era questo territorio. E consentitemi, in modo insomma, di collegarmi anche a quello che ha detto Papa Francesco all'inizio, la politica e gli amministratori dovranno avere il coraggio di fare delle scelte lungimiranti. Per quello che riguarda la gestione dell'acqua, il territorio e l'ambiente, io sono convinto che i consorzi possono essere quegli enti a disposizione della politica, e siamo qua anche per dire che noi ci saremo, ma dall'altra parte dovremo avere delle scelte decise e responsabili da parte della politica, altrimenti il famoso miracolo del Veneto rischiamo di non poterlo trasmettere e consegnare a chi verrà dopo di noi. Grazie. Grazie direttore, è stato molto chiaro. Proprio sulla base di questa introduzione, come dicevo, molto chiara, abbiamo pensato ad alcune domande per quella che sarà poi insomma la storia futura di questa regione legata a questi temi fondamentali, come dicevamo, acqua, clima, agricoltura e quant'altro. La prima domanda che facciamo al dottor Manildo è, visto che insomma è stato sindaco di un'importante città del Veneto, che idea si è fatto dei consorzi di bonifica, insomma, del rapporto che ha avuto con i consorzi? Beh, intanto vi ringrazio dell'incontro, vi ringrazio anche di come l'avete introdotto e gestito. Il fatto che sia stato introdotto
dando un respiro ideale, partendo da Silvio Trentin a questa visione. Silvio Trentin, non dimentichiamo che è anche un padre dell'idea di un federalismo positivo e ha dato grande visione alla politica. Per quanto riguarda il tema della bonifica, della protezione del territorio, è l'appiglio per incominciare a parlare in modo concreto alle esortazioni che hanno fatto prima Papa Francesco, dicendo cambiamento climatico non è negabile, la responsabilità morale dei politici si vedrà anche nell'attuazione e nella gestione e come vengono affrontati determinati temi, un po' anche come ha chiuso il suo intervento il direttore. Io con questo inquadramento non posso che confermare la ottima idea che ho avuto nelle mie relazioni da sindaco con i consorzi di bonifica. Ho trovato è una rete pubblica con una forte natura privatistica, risponde a un ente pubblico economico che ha una struttura, una gestione privatistica che la rende efficiente, la rende flessibile, la rende molto attenta alle esigenze del territorio. Anche poi nella prima slide, in una delle slide che avete fatto vedere, avete giustamente evidenziato la caratteristica dell'autogoverno e delle cariche elettive, della rappresentatività dei cittadini e delle persone che sono da una parte contributori e dall'altra parte fruitori del servizio dei consorzi di bonifica. Ne ho avuto rapporti anche come professionista, a quei tempi il direttore tecnico di Consorzi di Bonifica da Strapiave, e lo ricordiamo, era Marco Tamaro, non so se poi facciamo un applauso. E quindi diciamo, la mia relazione con i Consorzi di Bonifica è stata prima professionale come avvocato, poi da sindaco, e adesso come l'interlocuzione per pensare a una creazione comune di futuro. E io uso proprio questo termine, creazione comune di futuro, perché la vostra offerta, quella di essere dei partner, dei soggetti che insieme riescono a preservare un'identità del territorio. La bonifica, abbiamo visto dalla slide, continua, è un'attività che richiede un lavoro continuo, l'irrigazione, la gestione dell'acqua è un lavoro continuo, è un lavoro ordinario ma anche straordinario infrastrutturale. Quindi non posso Manildo, che sì. non posso che confermare il mio giudizio positivo, e per il futuro la volontà di stringere un patto sempre più stretto e concreto per lavorare insieme. Grazie. Allora, ascoltando il direttore prima abbiamo sentito queste parole in cui si raccontava questa storia dei grandi invasi realizzati, altri ancora da realizzare dalla Regione Veneto, che sono fondamentali per garantire appunto la sicurezza idraulica di gran parte di questa terra che è la nostra regione, ma non sono efficaci in caso di precipitazioni a valle di essi. E la Regione con ANBI e i consorzi ha realizzato uno studio per individuare piccoli e medi invasi sparsi in tutta la regione. Si parla di 90 siti che, pensate, potrebbero trattenere 850 milioni di metri cubi di risorsa di acqua e costerebbero 807 milioni, quindi con una grande valenza sia irrigua che ambientale, evidentemente. Consapevoli che il valore è ingente, non può essere sostenuto però dalla sola Regione. Può, dottore, rassicurarci che il Veneto potrà contribuire ad avviare questo piano sotto la futura amministrazione? Beh, è un sistema che si muove, perché c'è una condivisione di una programmazione, di una visione. Penso che sia difficilmente sostenibile una posizione che dica il contrario sull'utilità di un piano di questo genere. Però non ci si può fermare soltanto a dire bene, è fatto bene, dobbiamo lavorare concretamente per reperire delle risorse. Io vedo che quando più attori politici di natura pubblico-privata come i consorzi o anche con l'aiuto dei privati si muovono, si possono pensare di avere dei fondi europei, provare ad attingere dei fondi che possano aiutarci in investimenti
così importanti, quindi fondi dell'Unione Europea, fondi infrastrutturali importanti per attuare questa collaborazione. E anche questa è una declinazione di quello che mi ero segnato qui, di una collaborazione sempre più stabile tra la Regione, i consorzi e i comuni che fanno parte dei consorzi, perché è un'emergenza ed è una quotidianità emergenza, dico perché avete detto che molte opere servono per fronteggiare eventuali fenomeni che straordinari purtroppo più non sono, ma servono anche per garantire una quotidianità di funzione che è fondamentale per un equo sviluppo del nostro territorio, partendo dalle attività primarie che abbiamo ricordato negli interventi. Altro tema molto importante, accennato dal direttore poc'anzi, è il consumo del suolo, che ci pone di fronte a una sorta di paradosso. Da un lato progettiamo e operiamo per la sicurezza idraulica del Veneto, dall'altro stiamo continuando a cementificare e quindi a rendere il terreno impermeabile. Pensate che la quota di questa impermeabilizzazione è intorno all'11,86% in regione, che è la seconda regione in Italia appunto per consumo del suolo, quindi sono numeri importanti. L'antropizzazione e il consumo del suolo portano ai risultati che poi li vediamo quando succedono delle emergenze. Tra il 2023 e il 2024 sono stati consumati 730 ettari di suolo lordo, che equivalgono circa 650 ettari di suolo al netto, diciamo. Come si può evidentemente rallentare questa corsa al consumo, e potrà mai essere il momento in cui si raggiungerà questo fatidico obiettivo del consumo del suolo pari a zero? Una domanda insomma un po'... È una domanda giusta, anche perché noi abbiamo una legge del 2017 che si chiama Misure per il contenimento del consumo del suolo, che aveva un bellissimo nome. Purtroppo però aveva delle deroghe che hanno fatto sì che, come è stato ricordato, anche nel 2022 e 2021 ci fosse un aumento di consumo di suolo. Quindi dobbiamo far sì che non ci sia solo l'apparenza dei nomi che sono belli, ma concretamente si arrivi a fare quello che si dice. Quindi questa legge va cambiata, piena di deroghe che sostanzialmente smentivano il bel titolo. Quindi si parte da una legge che va cambiata, si deve, considerata la situazione, pensare, e anche qui c'è l'ambientalismo scientifico che ci ha dato una bussola dicendo che le città devono diventare sempre di più città spugna. Per diventare città spugna bisogna depavimentare, quindi cercare di ritornare indietro e quindi avere delle misure proattive per la forestazione, per il recupero di suolo, e penso che questo sia assolutamente necessario e debba essere un tratto qualificante del nuovo corso della Regione dal 2025. Il consumo di suolo, il contrasto al consumo di suolo è fondamentale sia per non aumentare la fragilità del nostro territorio, per non aumentare il pericolo, perché come è stato detto l'acqua trova sempre un posto dove andare, quindi non è che bisogna stare molto attenti quando si fanno delle antropizzazioni così elevate, e bisogna stare attenti a gestire questa cosa in modo molto, molto importante. Poi io penso che sia fondamentale avere una visione del nostro territorio che di maggior attenzione all'uso per attività primarie, l'uso agricolo, e anche se non è direttamente connesso alla domanda, penso che la Regione debba, sulla base della delega che ha dallo Stato sul decreto energia, deve pensare anche a fare un decreto fatto bene sulle aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici. Io sono per la transizione energetica, per l'aumento di produzione da fonti rinnovabili, ma è fondamentale che sia fatta con un equo contemperamento e che non ci sia consumo di suolo. Grazie. Un'altra domanda importante: noi quando anche distrattamente talvolta percorriamo le statali, le provinciali, vediamo i canali, prima il direttore ci ha spiegato quante migliaia di chilometri quest'acqua che scorre vicino a noi disegna un po' la pianura veneta. Vediamo questi grandi impianti che spesso li confondiamo come delle architetture
antiche, forse dei monumenti storici in qualche modo della società, in realtà sono tutti funzionanti, come ci diceva il direttore prima, se per assurdo fossero non attivi sarebbe un grosso problema. Tanto quanto la gestione dell'acqua, che poi è utile alla creazione di attività produttive, quindi all'irrigazione, come sappiamo bene, e soprattutto crea un paesaggio. Diciamo che da oltre 100 anni il paesaggio è stato bonificato, e ricordiamo che è un termine che deriva da fare bene, quindi è stato disegnato un paesaggio che altrimenti non esisterebbe più, quindi sia artificiale ma attivo e vivo e biologicamente importante per noi che lo viviamo. Quindi tutto questo poi è riuscito a incrociarsi con l'attrazione turistica, perché appunto con l'idea di portare via anche la gente dal centro storico di Venezia si sono creati tantissimi itinerari, percorsi, insomma lo sappiamo tutti, in ogni comune c'è una grande pista ciclabile, un argine utilizzato per l'osservazione del paesaggio e quant'altro. Quindi il fatto che l'acqua sia gestita è importante non solo per la produttività ma anche per il paesaggio. Quindi c'è un grande rapporto tra agricoltura, ambiente e persone. Qual è la sua posizione a tale riguardo? Le faccio anche un'altra domanda. Nelle situazioni di emergenza la Regione sarà a fianco di consorzi, agricoltori e cittadini nel ribadire il valore dell'acqua? Sì, ma non soltanto nella fase di emergenza, proprio nella fase di partecipazione. Io ho detto che il momento di cambiamento che stiamo vivendo dopo 30 anni di amministrazione di un certo tipo, 15 anni del Presidente Zaia che non si può ricandidare, qui siamo a un momento indubitabilmente in cui si volta pagina, un momento di cambio di paradigma senz'altro, e questo è un momento fondativo. I momenti fondativi devono essere vissuti con un'idea e una direzione. Io da parte mia lo vesto con l'idea che ci debba essere la partecipazione, che non è altro che la condivisione di un obiettivo diretto, indicato da chi ha la responsabilità di decisione, ma con l'aiuto, la compartecipazione con soggetti qualificati per poter insieme avere un'azione comune. Si parla in tanti casi di coprogrammazione e coprogettazione nel settore sociale normato dal codice del terzo settore, ma nell'aspetto della gestione dell'acqua non si può non pensare a una coprogrammazione e a una coprogettazione con soggetti importanti come il Consorzio di Bonifica, anche addirittura valorizzandone ampliandone in alcuni casi le competenze, perché molto spesso nei dibattiti diciamo sono le nostre sentinelle, i nostri angeli dell'acqua, i soggetti insieme agli agricoltori che sono i custodi del nostro territorio. Al di là delle frasi che si dicono nei dibattiti bisogna rendere concreta questa affermazione, quindi penso che sia un rapporto, un percorso da fare insieme, unitamente anche si sono molto resi disponibili Lega Ambiente come ambientalismo scientifico e altre università per creare una cabina di regia che unisca il lavoro fondamentale che si fa nella gestione dell'acqua. La gestione dell'acqua poi nella domanda è stata vista in due modi. La gestione dell'acqua da come è nata identitaria la nostra regione, quindi la bonifica, la sottrazione di determinati territori all'erosione dell'acqua, o penso per esempio al Polesine, alla risalita del cuneo salino, per cui sono necessari molti investimenti e questi investimenti devono essere fatti insieme con la regia della regione e con l'aiuto dei consorzi bonifici, quindi investimenti infrastrutturali che ci rendono possibile investire in attività primaria. Poi queste attività primarie diventano un collante fondamentale per il turismo lento, per una gestione diversa dei flussi turistici, per una gestione diversa della potenzialità di sviluppo economico. Quindi penso che sia necessario partire insieme dai fondamentali della nostra identità, una visione che preserva il nostro territorio e che valorizza i soggetti che tecnicamente, per competenza, per storia, per opere concrete hanno fatto nel loro arco della loro storia, è una cosa non soltanto necessaria ma anche conveniente, perché se non c'è questa alleanza, questa compartecipazione, da soli non si raggiunge nessun risultato. Altra domanda molto, molto chiara che le faccio: strumenti fondamentali per la difesa
delle aree di costa derivano dalla legge speciale per Venezia, che conosciamo, e dalla legge per la subsidenza, di cui appunto ha accennato anche prima il direttore. Entrambe devono essere rifinanziate. Ecco. La Regione, in questo caso, se lei sarà Presidente, sarà al fianco di questi consorzi qui rappresentati oggi nel chiedere al Governo il finanziamento, il rifinanziamento di questi strumenti? Assolutamente sì, e con la ferma volontà che a un certo punto bisogna giocare con la maglia della comunità che si rappresenta. Quindi io penso che ci debba essere un sistema, non soltanto chi avrà la responsabilità, l'onore di guidare il governo della regione, ma tutte le forze politiche dovranno fare squadra, fare un sistema veneto insieme agli attori per richiedere che ci siano questi fondi necessari. Penso che tante volte la nostra capacità di incidere come Veneto a livello nazionale è stata perché ci siamo divisi, non siamo stati una mappa, una forza comune, una materia comune che si muoveva come con una sola rappresentazione degli interessi e delle azioni necessarie per raggiungere degli obiettivi. Io penso che sia finita l'epoca in cui c'è uno soltanto che si assume gli oneri, gli onori e i risultati. Ci deve essere una condivisione importante e quindi c'è un impegno assolutamente forte, per cui la legge sulla subsidenza, la legge per la laguna siano assolutamente, trovino dei finanziamenti adeguati. L'ho ricordato, sono stato in molti giri ultimamente, soprattutto nel Polesine, mi ha molto colpito il racconto di alcuni agricoltori sulla risalita del cuneo salino, su determinate su delle lotte che fanno ogni giorno, e penso che non sia soltanto una lotta economica, ma, come ho ripetuto tante volte, anche una lotta di identità. L'identità non è che si celebra soltanto il 25 aprile dicendo evviva San Marco, sì, che c'è anche la liberazione, ricordiamolo, ma soprattutto cercando di rappresentare il fatto che noi siamo nati, e l'avete ricordato benissimo, dalla bonifica, siamo nati da un'attività importante che ha dato alla possibilità che alcuni terreni che non erano coltivabili lo sono diventati grazie all'opera e all'ingegno di comunità che si sono mosse insieme. Abbiamo detto appunto che il Veneto è una macchina idraulica molto complessa. Peculiarità della nostra regione è che in poco spazio, diciamo, si passa dalle montagne più belle del mondo, da un clima quasi artico, almeno un tempo, a un clima mediterraneo che coincide con la laguna e con le dune sabbiose dei nostri litorali, lungo questi fiumi alpini, che quindi sono fiumi, quando si arrabbiano hanno degli effetti piuttosto devastanti, ma in realtà sono anche fornitori di vita e anche di speranza. Una città come Sandona di Piave, nel qual caso, è nata lungo il fiume Piave, che tutti conosciamo molto bene, e che è forse uno dei fiumi più importanti non solo d'Italia ma d'Europa. È come ci fosse un piccolo plastico che mette insieme tutti i climi e gli ambienti diversi. E quindi si parla alla fine di soldi, di risorse, abbiamo già detto poc'anzi. Su un bilancio di miliardi di euro, si pensi che il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027 sfiora i 19 miliardi di euro. Com'è possibile, ci chiediamo, che ai consorzi vengano stanziati 800 mila euro per quest'anno? Sono d'accordissimo, cioè vado anche bene, non avendo avuto responsabilità di governo della regione, vado anche bene a dire che è una cifra assolutamente inadeguata e che deve essere rimpinguata, ma rimpinguata in modo sostanziale, perché stride tantissimo con i numeri che ha dato il direttore, perché la capacità di autofinanziamento, si parla di 150 milioni di euro e il bilancio 800 mila euro, finanziamenti derivanti direttamente dallo Stato di 545 milioni, e ne ho visti 102 milioni derivanti da purtroppo la disgrazia di Vaia. Quindi penso che, conseguente a tutto quello che abbiamo detto, conseguente all'idea di una governance partecipata della regione, di un consolidamento sempre più stretto nella coprogrammazione e coprogettazione. Coprogrammazione vuol dire io, insieme ai consorzi di bonifica, a cui amplio le competenze,
dico quali sono le opere che devo fare, quali sono le risorse di cui abbiamo bisogno per poterle fare insieme. Ecco, penso che ci debba essere un impegno concreto di aumentare questa dotazione, perché tutte le finalità, tutte le cose che abbiamo detto di custodia del territorio, di gestione dell'acqua, sia nel quotidiano che nello straordinario, sono opere fondamentali che devono essere sostenute. Poi credo davvero che non siano dei costi ma siano degli investimenti, cioè se si investe sul nostro territorio e lo si rende meno fragile, lo si rende più capace a generare sviluppo di attività primaria, poi io penso che verremo grandemente ripagati per tutte le attività che ci possono essere sopra. Bene, siamo arrivati al termine, quasi al termine di questo incontro. Non ci sono domande, ma semplicemente, dottor Manildo, se lei ha piacere, le lasciamo 5 minuti per invitare il nostro pubblico, non solo presente in sala, ma siamo anche collegati in streaming peraltro, per il voto che accadrà fra pochi giorni. Sì, intanto faccio un appello alla partecipazione al voto fondamentale, nel senso che la partecipazione a me piace molto, stimolare le persone che si siano candidate, soprattutto i ragazzi. Ho cercato che partecipassero alla redazione del programma, che partecipassero mettendosi in gioco. Ho detto loro che è finito l'epoca in cui c'è qualcuno che mangia la mela, per loro gli racconta il gusto, ma devono incominciare a creare futuro per loro, insieme a loro lo dobbiamo fare. E quindi mi piacciono le declinazioni di partecipazione attiva, mi piace la partecipazione come strumento di governo, che non vuol dire abdicare al proprio ruolo, al fatto che se hai un potere non lo devi esercitare, ma se lo eserciti insieme a dei portatori di interesse qualificati, a delle associazioni di categoria qualificate, lo eserciti in un modo migliore rispetto a che tu lo faccia da solo. La terza è la declinazione di partecipazione, l'invito ad andare a votare. Mi piacerebbe che tutti noi fossimo diffusori del fatto di dire andiamo a votare, vale la pena. Non è vero che è una cosa che non serve a nulla, è un esercizio concreto di un diritto fondamentale, poter incidere sul proprio territorio. Voi ne avete esperienza, avete detto con grande orgoglio, siamo organismi elettivi, autogoverno, rappresentiamo le nostre comunità, quindi so che parlo con persone che capiscono l'importanza della partecipazione. Poi per quanto riguarda l'appello al voto, io ritengo che sia un momento di grande cambiamento. Questo momento di grande cambiamento richiede sostanzialmente, 1, di ridare fiducia nella politica, 2, di ridare una visione. Il Veneto che vogliamo non è un Veneto del consenso immediato, il Veneto dell'inaugurazione, il Veneto che deve parlare soltanto a un anno. Dobbiamo parlare a un Veneto a 15 anni, a 20 anni, per le future generazioni, partendo dalla custodia di quello che abbiamo avuto. Quindi vi invito alla partecipazione, a votare. Ritengo che sia in questo momento molto importante la discontinuità rispetto a un modo di governo. Non vado a confutare quello che è stato fatto, ma da adesso in poi le fragilità, le sfide, le opportunità sono talmente diverse che richiedono un cambio di paradigma fondamentale. Io ritengo che con la nostra coalizione possiamo essere interpreti di questo cambiamento e spero, finisco con un articolo degli scout che mi piace molto. Io ho fatto lo scout, un articolo della legge dice lo scout considera suo onore meritare fiducia. Ecco, mi piacerebbe che la politica considerasse suo onore meritare fiducia. Io farei un applauso a Giovanni Manildo. Immagino che saranno gli ultimi giorni davvero intensi, d'altra parte insomma è giusto così. Sì. Infatti, quindi avrà molti impegni, tanti altri incontri. Era importante incontrare questa grande comunità che è pietra miliare della salvaguardia delle nostre terre, della nostra bella regione. Abbiamo 2 minuti, proprio 2 minuti di numero. Se qualcuno di voi volesse fare una domanda in particolare, possiamo concedere questa opportunità. Bene, era tutto talmente chiaro? No, in effetti è vero. Allora direi di procedere con la chiusura di questo incontro con il presidente di Ambiveneto, Alex Vantini, che invitiamo sul podio, a chiudere un po' questa prima parte, poi per la firma di un patto, direi, sociale tra le parti.
Bene, buon pomeriggio a tutti. Intanto grazie ovviamente all'Avvocato Manildo per averci concesso questo spazio, grazie a tutti i miei colleghi presidenti dei consorzi di bonifica e a tutti i componenti delle assemblee, dirigenti, direttori che sono presenti in questa sala oggi. Io comincerei nel dire che i consorzi di bonifica per un po' di tempo sono stati dei tesori della nostra regione tenuti un po' segreti. Invece, dati alla mano, questi enti possiamo dire essere tra i migliori a livello nazionale nel saper tradurre quelle che sono state poi le risorse in opere, come abbiamo visto, e nell'arrivare poi a compimento di quelli che sono i lavori nei tempi che vengono dati, progettare secondo le linee guida che sono state date a livello nazionale, ma anche saper interpretare quelle che sono poi le necessità di ogni singolo territorio a sostegno chiaramente dell'agricoltura, ma anche di tutto l'ambiente. E chi ha direttamente a che fare con noi, e penso ovviamente alle imprese agricole, conosce bene quelle che sono le nostre capacità e quelle che sono le nostre virtù. Ahimè, il cittadino un po' meno. Questi enti nel passato hanno comunicato un po' poco. Oggi, con quella che è l'emergenza climatica nel quale ci siamo dentro, diciamo, a pie pari, abbiamo la doverosa necessità di comunicare di più, di comunicare quella che è la nostra attività, di comunicare chi siamo e cosa rappresentiamo, ed è proprio questo uno dei motivi per la quale abbiamo deciso di fare questo incontro con i candidati alla presidenza della Regione Veneto. È necessario non rinviare più, abbiamo la necessità di anticipare quelle che sono le emergenze e mettere mano a quella che è la straordinaria, già raccontata, macchina idraulica di questa regione, perché cambia il clima, cambiano le sfide e dobbiamo essere in grado di partecipare attivamente per ridisegnare appunto la nostra regione. Io ho sentito parlare di aumento delle competenze, chiaramente. Però la Regione, lo diceva benissimo il direttore nell'ultima domanda che è stata posta dal moderatore, ci deve mettere del suo anche dal punto di vista delle risorse. Oggi 800.000 euro non possono più essere adeguati a fronte di quelli che sono i costi di manutenzione e, l'abbiamo detto prima, solo 23 milioni per pagare quelle che sono le bollette dei consorzi di bonifica. C'è il tema del valore dell'acqua. In questi tempi noi vediamo il mondo delle istituzioni, a partire dall'Unione Europea, ma poi a scalare fino ad arrivare anche in alcuni casi alla nostra regione o a qualche rappresentante, una tendenza che ci preoccupa, cioè quella di vedere non più il beneficio irriguo inteso come tale, ma avvicinarci sempre di più a quello che è il servizio idrico integrato e quindi pago tanto quanto uso, e che compara quella che oggi è il ruolo dei consorzi di bonifica ad una vera e propria tariffa. Questo è un approccio molto pericoloso, sulla quale noi ci opponiamo fermamente, perché finisce per identificare poi l'impresa agricola e l'agricoltore come un consumatore d'acqua, senza tenere in considerazione l'effetto benefico che svolge poi l'azione diretta di irrigazione nelle nostre campagne. E questo andrebbe completamente a gravare su quello che è il comparto agricolo. Noi anteponiamo a quello che è definito come costo dell'acqua il valore dell'acqua, che non serve solo alla produzione agricola, ma serve a produrre cibo, serve a dare un beneficio di carattere ambientale, paesaggistico, di cui ne possono beneficiare di tutti, serve per tutta quella parte che noi definiamo e chiamiamo servizi ecosistemici, che includono la tutela della biodiversità, la ricarica della falda, la fitodeburazione, la vivificazione, i cosiddetti corridoi ecologici. Non dobbiamo più mettere in contrapposizione quella che è l'attività agricola rispetto all'attività ambientale. Ed oggi, insieme appunto alla Regione, insieme a quella che è l'autorità di bacino, noi siamo impegnati anche a definire quelle che sono le concessioni di derivazione. Anche su questo caso ci troviamo di fronte a una linea di pensiero che viene dalla direttiva quadro acque a livello europeo,
che mette un po' in contrapposizione quelli che sono i corsi d'acqua principali rispetto a tutta la rete idraulica secondaria. È previsto il cosiddetto deflusso ecologico, che andrebbe a mettere veramente a repentaglio quella che è l'attività dei consorzi di bonifica, perché ridurrebbe drasticamente quella quantità d'acqua che scorre in tutti i territori, mettendo in ginocchio non solo l'attività agricola, chiaramente, ma tutto l'ambiente per come siamo abituati a vederlo e a percepirlo. E quindi ribadisco, no alla contrapposizione tra l'agricoltura e l'ambiente. Il rapporto con la Regione Veneto negli anni è sempre stato intenso e proficuo, e saluto Vincenzo Artico della Direzione Difesa del Suolo che è qui con noi, e gli uffici tecnici dei consorzi di bonifica hanno un rapporto costante ovviamente con quella che è la Regione Veneto. Però non possiamo nascondere che ci siamo in alcuni casi trovati davanti a delle lungaggini di carattere burocratico. Oggi i consorzi di bonifica hanno a che fare con due direzioni, difesa del suolo appunto e irrigazione e bonifica, che stanno sotto due assessorati diversi. Questo per noi non è più possibile. In alcuni casi, caro avvocato, ci siamo trovati, non dico a fare da postino, ma quasi tra le due direzioni, e quindi per noi oggi è necessario assolutamente un assessore unico che abbia sotto queste due deleghe che per noi appunto sono fondamentali. È necessario mettere mano al territorio con un grande piano di manutenzione, se ne parlava prima, un piano della Regione che comprende i vari bacini di laminazione che però rispondono a quelli che sono appunto il diflusso delle acque, soprattutto nella fascia pedemontana, e non a quella diciamo di pianura. Anche in questo caso dovremo investire per lavorare, mantenere all'avanguardia quella che è la grande infrastruttura idraulica del Veneto. I bacini sì, alcuni sono stati realizzati, ma c'è bisogno di intervenire in maniera più importante. È necessario ridare all'acqua, in un contesto generale di come abbiamo parlato prima, il consumo di suolo, la possibilità di invasare. Noi abbiamo dei dati purtroppo regionali negativi. Riusciamo a trattenere solo il 5% dell'acqua che scende dal cielo, a differenza dell'11% a livello nazionale. Parliamo in altri stati europei, questa quota arriva fino al 25, 30, 40 in alcuni casi per cento. E quindi è chiaro che anche il tema degli invasi è un tema importante. Dobbiamo fare invasi, non dobbiamo limitarci solo ai piccoli invasi, ma io credo che dovremmo ragionare anche sui grandi invasi quando c'è la possibilità di poterlo fare e quando c'è la condivisione degli intenti a livello politico, e sappiamo che non è sempre così. E poi dovremmo continuare ad investire sul territorio per cambiare quello che sono le tipologie di irrigazione. Oggi abbiamo fatto un grandissimo lavoro di conversione irrigua da sistemi a scorrimento a sistemi a pressione. Questi danno tante risposte perché permettono all'agricoltura di essere resiliente nei momenti di crisi, ma permettono anche di dare una risposta in termini di qualità dell'agricoltura, perché con l'irrigazione, in questo caso centralizzata, concentrata, si riescono a fare grandi produzioni di qualità e un cibo di grande qualità, e ci sono territori che stanno solo aspettando questo. Una considerazione sul costo energetico, l'abbiamo parlato prima, sui 150 milioni di contribuenza, 23 dedicati a pagare le bollette, tant'è che i consorzi vengono indicati di fatto come enti energivori, ma noi non possiamo essere parificati a quelle che sono delle imprese energivore quando quell'energia serve per la sicurezza di tutti, dei cittadini e delle imprese. Uno dei nostri punti di forza è la nostra azione capillare. Noi siamo sul territorio, ci siamo sia per quanto riguarda chi lavora all'interno dei consorzi di bonifica, ma anche per quanto riguarda la nostra rappresentanza in assemblea. E io posso dire con orgoglio che ogni euro ricevuto è stato speso, ed è stato speso per investirlo sul territorio, per il bene
di quel territorio. Lo dimostrano anche i recenti finanziamenti del PNRR, 34 milioni, arriveremo a spenderli benissimo entro quelle che sono le scadenze del 2026. Noi siamo vere e proprie sentinelle e questo ci deve essere riconosciuto. Però è anche vero che ogni territorio ha le proprie peculiarità, quindi la necessità di caricare la falda, che non dimentichiamolo è il più grande bacino che possiamo avere gratis sotto i piedi, quella di preservare la sostanza organica, tutelare la fascia delle risorgive, contrastare la risalita del cuneo salino e proteggere le coste dalla subsidenza. Ecco perché, è stato detto anche prima, è necessario rifinanziare la legge sulla subsidenza e chiediamo ovviamente a chi rappresenterà la Regione di essere al nostro fianco, al fianco di Ambi Nazionale per questa richiesta. È necessario rimettere mano a quelle che sono le barriere antisale contro una burocrazia che ostacola interventi di vitale importanza per i nostri territori e per le nostre campagne. Mi riferisco in particolare alla barriera sul Brenta, di cui il primo progetto risale ad oltre 20 anni fa, e anche alla nuova sul Po, per la quale siamo ancora in attesa di risorse per avviare la progettazione. Da queste opere non dipende solo le imprese agricole, ma dipendono intere comunità di cittadini di quelle aree. E al contempo chiediamo, come abbiamo già fatto, di rifinanziare quella che è la legge per la salvaguardia di Venezia e della laguna, che ha permesso di realizzare tanti interventi di carattere ambientale, di fitodepurazione, ma di cui ne beneficiano l'agricoltura e la sicurezza idraulica di quei territori. Quindi, caro Giovanni Manildo, è necessario una visione globale, d'insieme. E io credo che i consorzi di bonifica possano saperla dimostrare. Abbiamo competenze, conti in ordine, cosa non da poco al giorno d'oggi, e grande capacità di progettazione e capacità realizzativa. Credo che l'abbiamo dimostrato. La Regione è sempre stata vicina a noi, dovremo avvicinarci ancora di più e assolutamente iniziare ad investire anche risorse di carattere regionale su questo territorio che vengono dal bilancio regionale. Noi insieme abbiamo predisposto questo documento che rappresenta una sintesi del lavoro fatto, di quello che abbiamo esposto, di quello che oggi abbiamo discusso e i numeri dei consorzi di bonifica, un patto tra politica, consorzi di bonifica e cittadini per affrontare quelle che sono le sfide e le emergenze del domani. E i consorzi di bonifica ci sono, Ambi Veneto c'è, per costruire insieme quello che sarà il futuro della nostra regione, di questo meraviglioso territorio. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Allora sigliamo questo patto, quindi invito Renzo, se dottor Simonetti, ecco, col banchetto. Grazie. Allora invitiamo appunto il direttore, il Presidente e il candidato, l'Avvocato Manildo, alla firma di questo patto con i consorzi di bonifica del Veneto. Vai. Ci voleva Ecco. Aspetta, manca anche un'altra firma, Poi dovete alzarlo come fa Trump. Non l'ho mai visto. Anche questo che è la doppia coppia. Sì. Ok, fate l'altra firma, se no poi rimane. Prossima volta troveremo anche il pennarello, quello grosso di Trump sempre ormai. Chiesto arrivato. Abbiamo questo, l'ultima firma invece è su questa. Sì, perché deve essere tutto pieno di firme, Cioè, i timbri? No, perché volete vedere, controllate la firma, che sia proprio quella giusta. Vado?
Grazie, grazie davvero. Grazie davvero e soprattutto in bocca al lupo. Avanti tutta, stiamo prima. Sì. A Roma dicono anche altre cose, ma evito di... Bene. Allora, rispostiamo il tavolo così andiamo meglio. Aspetta che io non sono presidente di niente, mi sposto. Grazie, grazie davvero. Diciamo che siamo presieduti oggi. Molto bene, vi ricordo che vi aspettiamo qui alle 16:30 per il secondo incontro, quindi abbiamo qualche minuto di pausa e fra poco arriverà Alberto Stefani, candidato della coalizione di centrodestra, a cui faremo esattamente le stesse domande.